Taormina, la mia terra, il Festival del Cinema che da bambino mi ha visto vedere queste star, queste dive al teatro antico e ritrovarmi a 74 anni e con 54 anni di lavoro ad avvicinarmi al cinema, che è il mio lavoro, teatro, che è il mio lavoro, la comunicazione, che è anche il mio lavoro. E quindi sono molto molto felice. Noi abbiamo voluto a tutti i costi il Taormina Film Festival. In un primo momento ovviamente il mondo ha detto ci vediamo tutti i festival nel 2021. Quando c'è stato quel momento della seconda situazione italiana abbiamo dovuto seguire l'iter sanitario governativo inevitabilmente per tutto quello che riguarda il pubblico, le sale, le sanificazioni, le mascherine che si devono continuare a portare, perché per noi ma anche per gli altri, distanziamento sociale. E quindi in un festival, soprattutto come questo, alla sua 66esima edizione, abbiamo dovuto reinventarlo per esserci, perché è un segno di speranza, di continuità, di incontrarsi, perché il cinema appunto fa sognare, fa pensare e possiamo costruire in un momento di pandemia, ricostruire meglio, cercando di rivedere il passato e continuare nel futuro. I temi scelti dalla direzione di chi ha scelto i film e di chi ha visto per mesi nel mondo e sceglierli per poterli portare qui al concorso sono temi di film. Intanto sono 14 in concorso, 12 documentari, 12 la sezione indio-europea, che sono gli indipendenti europei, i giovani con il cinema, 4 eventi speciali e di questi 4 eventi 3 sono film italiani assolutamente importanti. I temi di tutti sono quelli che ci ritroviamo attorno, con la pesantezza delle guerre, con la pesantezza del movimento umano, delle note terribili di determinati governi che appesantiscono la vita, il mondo, segnali negativi. Ecco, questo ce lo ritroviamo attorno e naturalmente il pubblico ha avuto il piacere al Palazzo dei Congressi di poter vedere questa offerta di temi. Devo dire è stata molto ma molto gradita, molto amata dal pubblico che abbiamo ritrovato. Tra gli ospiti qui oggi sono grandissimi nomi, Nicolai Coster-Waldau, ma c'è Vittorio Storaro, che ha lavorato agli ultimi film di Woody Allen. Anche questo è un filo rosso per lei. Vittorio Storaro è stato qua tante volte, nel 2001 addirittura venne a presentare una edizione particolare di Apocalypse Now e venne qua proprio a ritirare un nastro. Ma Vittorio, come posso dire, Storaro, cos'è? Come Dio disse, c'è bisogno della luce, Vittorio Storaro, e fu la luce.